Se arrivano i vaccini, noi potremo arrivare tranquillamente a 10.000 vaccini al giorno. Obiettivo possibile in questa struttura che attende gli over 50 con una prospettiva per i quarantenni. Con questi numeri potremo cominciare a giugno. Beh, credo che se, come è stato promesso, arrivino i vaccini, direi proprio di sì. Un nuovo complesso che eviterà i disagi accaduti anche ieri al Bocciodromo. Le persone si accreditano, entrano, hanno 250 posti a sedere, si accredita, fa la vaccinazione e va via. Una vera e propria macchina del vaccino, possibile in questa grande struttura di Castrette recuperata da anni di abbandono e resa operativa in pochi giorni. Mercoledì iniziamo qui, 4.800 vaccini. E devo ringraziare il presidente Zago che ci ha dato questo bellissimo spazio. Recupero di una struttura dimenticata, ma soprattutto l'ennesimo esempio di collaborazione con il mondo economico. Insomma, questo Veneto non è solo che skate. No, cerchiamo di farli più che possiamo, però siamo veneti, sappiamo anche essere amici, essere vicini e darci una mano quando serve. Per il prefetto di Treviso un esempio per tutto il paese. Assolutamente sì, il problema è che bisogna trovare appunto le istituzioni e poi anche un imprenditore di successo che non dimentica la sua comunità in senso ampio e quindi dà un apporto concreto, quindi veramente con uno spirito di solidarietà, di altruismo che effettivamente speriamo abbia degli emuli.